sempre più impazzito. Infatti, secondo molti meteo, da partire dal 9 luglio 2019 ci sarà un arrivo di un attacco polare. In effetti arriverà un vortice, diciamo, dalla Scandinavia, che porterà davvero un brusco slope estivo con una fase molto intensa di maltempo. Purtroppo per la, diciamo, non qui al sud ma bensì al nord, quindi noi del sud rimane il caldo come sempre, quindi questa perturbazione purtroppo arriverà nel nord Italia, quindi sono, diciamo, le zone sono Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, quindi Friuli Venezia Giulia, quindi purtroppo ci dispiace per noi del sud, ma dobbiamo ancora sopportare il caldo, quindi addirittura crollerà di 10 gradi la temperatura. È una cosa che sembra folle, come dicono anche vari meteo. Tornerà la neve, sì, ma sulle Alpi a quote relativamente basse per il periodo che è, cioè sui 2000 metri più o meno. Quindi ci saranno forti venti di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia, con mari molto mossi. Quindi in effetti ragazzi un casino, ci saranno forti grandinate, nubifragi e addirittura la neve come abbiamo già detto, quindi da martedì 9 luglio ci sarà questa forte perturbazione. Quindi ragazzi il tempo è sempre più impazzito, quindi beato chi, però come sempre fate massima attenzione perché come dicono ci possono essere gravi conseguenze a livello che farà sicuramente un sacco d'acqua oppure grandine forte, quindi attenzione a come quel giorno diciamo vi muovete perché si possono allagare subito le strade perché giustamente arriverà, siccome si è accumulato tanto calore in questi giorni, arriverà una pioggia molto violenta in effetti, quindi massima attenzione sempre con gli occhi aperti ed evitate tipo sottopassaggi oppure queste cose così, di stare vicino al mare, diciamo evitatelo sta cosa perché già l'anno scorso queste cose che quando è maltempo la gente va a vedere il mare oppure nei sottopassaggi si allagano e rimangono intrappolati nell'auto, quindi evitate queste diciamo cose, di fare queste cose perché in un secondo si può allagare tutto perché come ho detto arriverà, se comincia a piovere piove bene, sarà breve ma intensa, questa è la cosa, quindi scaricherà un sacco d'acqua sul territorio diciamo. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, quindi come sempre il clima più avanti si va e peggio è, però ho controllato vari meteo sia italiani che estere e tutti sono concordi con la stessa cosa, quindi anche sul mio meteo che ho scaricato, anzi che ho comprato diciamo sul mio cellulare porta la stessa cosa, quindi ci sta questo attacco polare che arriva dalla Scandinavia, quindi se non sarà una cosa esagerata però dalla cartina sì grazie è proprio un casino, si vede i pallini di neve sulle Alpi e poi c'è questo grandissimo vortice rotondo sul Piemonte, Lombardia, quindi porta così, quindi è un, diciamo, un attacco polare che invaderà il nord Italia, quindi già da Firenze in giù ragazzi è solo calore, quindi è una cosa che interesserà il nord. Sì, non lo so, ma le profezie del mare sono state tante, quindi non so quale sia o quale vuoi dire. Purtroppo delle profezie ce ne stanno proprio un sacco, Nostradamus, Baba Vanga, diciamo ce ne sono a milioni quasi. Anche se a dire la verità non credo tanto che queste persone potevano, anche se come dico, ah, del Zaghere, sì, questa sì l'ho letta, ultimamente ho fatto quel video del pesce del Mar Morto, che un fotografo è andato lì e ha fatto delle foto e ci sono dei pesci che nuotano in quest'acqua salatissima dove come regola non potrebbe vivere nulla.
E infatti dopo che ha fatto queste foto sono uscite fuori subito, diciamo, quelli interessati di queste cose, diciamo, e hanno incominciato a dire che questa è una profezia di Ezechiele che dice che quando la vita ritornerà, ciao, grazie, in questo posto che è stato maledetto da Dio, come dicono, perché era Sodoma e Gomorra, l'Apocalisse sarà vicino. Ma in effetti l'Apocalisse però non è la fine del mondo come tanti pensano, perché molti credono che sia la rivelazione. Quindi per Apocalisse a volte confondiamo pure che cos'è. Non è la fine del mondo. Ma pure qua a Salerno, Esther, non è che qua stiamo, già è solo sta stanza, cucina, non si capisce già nulla, sono appena le 9. Chissà che succede a mezzogiorno, non lo so. Quindi grazie per le profezie, diciamo che ci può stare, non ci può stare, poi dipende, anche se a volte si trovano le parole, però purtroppo la gente dice vabbè, quelli hanno messo queste parole tanti anni fa, poi noi cerchiamo di trovare che quella parola significa quello che sta succedendo mo. Anche se, come ti ho sempre detto, la fine del mondo la stiamo facendo noi con la distruzione del pianeta, quindi non è neanche l'apocalisse vera e propria. A fine il pianeta l'abbiamo fatto noi fuori, quindi siamo stati l'artefici. Un giorno che finirà la vita sulla terra non diamo la colpa a Dio, diamo la colpa a noi stessi, quindi non è che possiamo dare sempre la colpa a Dio. Se Dio ti ha dato questo pianeta e tu lo distruggi, mica lui può, come si dice, ti ha dato il libero arbitrio, puoi scegliere il bene e il male, poi sta a te. Stiamo sempre lì, quindi potremmo parlare per ore e ore. Tu puoi fare sia il bene che il male, quello è il libero arbitrio, quindi Dio ti ha dato le due scelte, poi fai la tua scelta, quindi allora il pianeta è stato distrutto da noi, chi per fare i soldi, chi in una maniera, chi nell'altra. È vero che i cambiamenti climatici ci sono, vabbè, ma un po' diciamo la colpa è nostra, che abbiamo accelerato tutta questa cosa. Quindi non diamo la colpa diciamo ai veggenti oppure persone, diamo la colpa secondo me a volte a noi stessi, con fabbriche, inquinamento, plastica, un po' di tutto. Quindi accumula oggi, accumula domani, sono centinaia di milioni di anni. Il risultato è questo qui. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, attenzione giorno 9, specialmente a voi del nord, massima attenzione. Beate, non dico beate voi, però magari state un po' più freschi di noi, perché qua si muore a sud. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.